Questa trasmissione è offerta da HTC Car Audio. Buonasera, ben ritrovati da Marco Angileri, nuova puntata di F Motori, il magazine settimanale del motorsport in Friuli Venezia Giulia. Prima parte dopo le notizie assieme a due giovanissimi piloti di motocross, Alex Aron Spigolone ed Emanuele Daneluzzi del team FF, poi la seconda parte con Alessio Molaro, pilota rally al rientro nel Rally Valle del Tevere su terra. Tutto questo F Motori, buona visione. Partenza col botto per Lorenzo Macorito nella prima prova del campionato italiano assoluti d'Italia di enduro, domenica 7 marzo a Passirano, Brescia. Il pilota di San Daniele, guida ufficiale del TM Boano Factory, conquista la classe 250 due tempi mettendo dietro il corregionale Maurizio Micheluz su Squarna. Il pilota avianese delle Fiamme Oro, alle prese con acciacchi fisici, chiude secondo con un ritardo di 2 minuti dalla vetta della classifica. Terzo gradino del podio per il bergamasco Thomas Grigis su Gas. Macorito ha palesato un ottimo stato di forma, facendo registrare il miglior tempo assoluto in una prova speciale. Uno straordinario e inaspettato risultato è arrivato dalla squadra del Motoclub Manzano, che per la prima volta nella sua storia conquista il podio a squadre, giungendo terzo dietro al Motoclub Sebino e al Motoclub Lago d'Iseo, rispettivamente in prima e seconda posizione. Un risultato di squadra frutto della vittoria di Lorenzo Macorito, ma anche dell'ottima prestazione di Riccardo Fabris, quarto in classe Yacht su Fantic 125, e del brillante sesto posto del nuovo arrivo del club friulano, Carlo Minot, su TM 250 4 tempi tra gli junior. 5 le prove speciali affrontate su un percorso ad 8. La prossima tappa del tricolore enduro andrà in scena in Sicilia il 27 e 28 marzo a Costonaci. Questa parte di F Motori è dedicata ai giovani. Un saluto ad Emanuele Daneluzzi e Alex Aron Spigolon, due giovani piloti di motocross del team FF. Allora ragazzi, innanzitutto un bentrovati, mostrate il vostro viso, che avete grande passione per le due ruote del tassello del motocross. Partiamo con Aron. Allora, l'idea innanzitutto, al di là del motocross, di mettere sul team FF, trascinati da una grande passione per questo sport, immagino. Sì, è nata grazie alla passione che abbiamo io e Emanuele. Abbiamo deciso di creare appunto questo team per prendere dei piloti e portarci dentro con noi, fare degli allenamenti insieme, delle gare insieme. Condividere anche esperienze, immagino, in questo caso. Esatto. Senti, ma diamo l'età tua e di Emanuele. Quanti anni avete? 18. Invece te, Emanuele, quanti anni? 18. Ecco, 18 anni. Perciò siete partiti che eravate ancora minorenni, perciò già muovervi diventava complicato, è vero Emanuele, negli spostamenti? Sì. Assolutamente sì. Adesso che siamo un po' più grandi riusciamo a essere un po' più autonomi e ad arrangiarci da soli anche per le gare. Aaron, ho visto anche delle bellissime magliette personalizzate con il marchio Team FF. Questo vuol dire avere passione, ma anche dare un'impronta giusta nel mondo del motocross. Voi che siete alle prime armi, tra l'altro, perché diciottenni, e soprattutto con questo team. Qual è la tua impressione? Beh sì, è una cosa fondamentale farsi riconoscere, fare capire chi siamo, così per far vedere anche l'immagine del Team FF. Che appunto è nata per questa passione stupenda che abbiamo tutti. Te invece a livello di moto come sei messo? Immagino 125, anche perché insomma, oppure hai fatto il salto anche passando ho fatto il salto un mesetto e mezzo fa, ho preso un 250 CRF e adesso sì, quindi adesso iniziano gli allenamenti per le gare.
Non è facile però fare un salto così importante con una moto un 250, perciò piano piano hai già preso le misure nei primi allenamenti, com'è andata? Beh, è andata molto bene, ho preso subito confidenza con la moto, anche perché è una moto molto semplice da guidare, diciamo. E mi sono trovato subito bene, sono andato ad allenarmi anche oggi, appunto, e facciamo il massimo per avere migliori risultati in gara. Manuele, come va questo inizio di stagione? Già iniziato così con qualche competizione o stai ancora prendendo le misure? Abbiamo iniziato con Sacile, con l'Enduro Country a coppie, sempre con un altro ragazzo della squadra, e domenica sono andato a fare un'altra gara di cross ad Albettone del campionato Nord-Est Xen, e direi che sono abbastanza pronto per questa stagione. Hai provato perciò a battagliare, anche se in quel caso non erano piloti di motocross bensì di enduro, però c'erano campioni del mondo come Andrea Verona, come Alex Salvini, campione europeo come Micheluzze, e poi anche i crossisti forti come Sonego o Paganini, perciò c'era tanto da imparare da grandi campioni a Sacile. Hanno grande esperienza. Purtroppo io non sono forte nell'enduro perché preferisco il cross, però da loro c'è tanto da imparare. Aaron, la stagione come continua? Che intenzioni hai come gare, ecco, per poi sfruttare al massimo la tua nuova moto? Beh, allora adesso faccio team manager, quindi vado a dare assistenza alle gare ai nostri piloti, e appunto domenica andiamo ad Albettone per la seconda gara di FMI Nord-Est, e io svolgerò l'Off-Road Cup e campionato Interclub Xen. Perciò in questo caso non sarai impegnato in contemporaneità con quelle che sono le gare di regionale motocross o campionato nord-est, ti va bene occupare perciò questo tuo ruolo in virtù che appunto non ci sono concomitanze. Sì, sì, esatto, appunto per stare sempre nel mondo del motocross, che è sempre bello. Sì, però tu da team manager devi anche presentare un po' tutta la squadra che compone l'FF Team. Beh, abbiamo Script Giovanni che corre sempre con un'Honda 250, poi abbiamo Emanuele Daneluzzi con un 125 Squarna, Caramaschi Matteo con un 250 Yamaha due tempi, Corradin Mattia con un Yamaha 250 quattro tempi. Tra l'altro Corradin ha portato a casa un bel risultato, un secondo posto, mi sembra di classe a Mantova nella passata gara di campionato nord-est. Sì, ha fatto le qualifiche, si è qualificato secondo, poi in gara 1 si è concluso quarto, e in gara 2 purtroppo ha avuto una caduta in partenza e è andato fino in rimonta al 14° posto. Emanuele, perciò uno Squarna 125, com'è l'affinità con la moto, soprattutto come ti prepari anche al di fuori della pista di motocross fisicamente? Beh, la moto direi che quest'anno va veramente forte. Abbiamo fatto parecchi lavori, parecchi set, abbiamo provato parecchi set, adesso mi trovo davvero bene. Come allenamenti esterni direi che faccio bicicletta e attività a corpo libero principalmente. Però per tornare alla moto e soprattutto alle piste, quali sono quelle più a portata di mano, quelle che ti vedono così allenare sperando in te ovviamente il più spesso possibile per prendere il giusto feeling? Beh, le piste, diciamo che adesso sto frequentando principalmente piste del Veneto e della Lombardia. Sto vedendo poche piste del Friuli perché preferirei provare altre nuove piste proprio per capire il feeling che ho con la moto rispetto ai terreni duri che abbiamo nella nostra regione. Perché dobbiamo spiegarle anche agli amici a casa, le piste della nostra regione sono anche piuttosto lente, perciò diventa un po' una difficoltà poi allenarsi quasi esclusivamente nella nostra regione e poi gareggiare in altre piste molto più veloci, non si prende il ritmo giusto, diventa difficoltoso. Questo è quello che un po' hanno fatto anche tanti altri piloti tuoi corregionali. Sì, certo. Le piste che abbiamo qua sono piste piuttosto lente,
rispetto a vedere altre piste al di fuori dove si svolgono campionati italiani, campionati triveneti, perché proprio hanno peculiarità diverse rispetto alle nostre. Aaron, il gruppo come si è formato? È partita una base di questo team FF e poi si è allargato ad altri piloti con la stessa passione, oppure il gruppo si è formato subito con questo numero di piloti che attualmente avete? Beh, è nato tutto da me ed Emanuele, e poi per la stessa passione tra amici e conoscenze ci siamo tra virgolette messi insieme, tutti insieme nel team, a praticare tutti questo sport. E cosa dicono in giro? Amici, affezionati, concorrenti, altri piloti che vi vedono nelle gare con questi nuovi loghi che così entrano in maniera ufficiale nei campionati della nostra regione, ma anche del nord-est. Cosa è il pensiero quando vedono FF? Cosa vi chiedono? Beh, innanzitutto che sport facciamo, per chi non lo sa, e poi appunto è stato un obiettivo arrivare fino qua, un sogno, è sempre stato un sogno mio e di Emanuele, creare un team nostro e portarlo avanti nel migliore dei modi. Ma la prima idea, la prima cosa che avete fatto quando avete capito che era possibile creare un vostro team, qual è stata? Beh, chiamare degli amici che hanno sempre la passione del motocross e spiegargli un po' cosa avevamo in mente e se magari erano d'accordo con noi a proseguire questa avventura. E quali sono state così i primi riscontri da questa vostra comunicazione che avete fatto agli amici della vostra intenzione di creare questo team? Beh, era assolutamente positiva, hanno detto di sì subito, gli è piaciuta subito come idea e per ora direi che sta andando molto molto bene. Emanuele, qualche domanda magari anche riguardo altri piloti che vogliono entrare o curiosi che vogliono così far parte del vostro team, immagino arriveranno. Beh sì, certamente ci sono state varie richieste sull'entrata di vari piloti che ovviamente la stagione, essendo già stata avviata per questo 2021, verrà rimandata al prossimo anno. Senti, come sponsor qualcuno vi dà una mano? Sì, abbiamo qualcuno che quest'anno ci ha pensato ad aiutarci. Questo è fondamentale anche perché ovviamente andate incontro anche a diverse spese sia per gli allenamenti che poi per le varie competizioni, però Aaron, quando c'è la passione si va avanti a testa bassa, è vero? Certo, infatti ringraziamo tutti quelli che sono riusciti a darci una mano anche in questo periodo un po' diverso da tutti gli altri, particolare. Un grazie enorme va a loro, ma anche al nostro meccanico M Racing, che ci prepara le moto sempre perfette e viene anche a guardarci in pista per qualche piccolo ritocchino che c'è sempre da fare. Queste sono le belle storie che vorremmo sempre raccontare legate al mondo del motorsport, in questo caso del motocross. Un grazie a questi due ragazzi. Abbiamo avuto Alex Aaron Spigolone e Emanuele Daneluzzi del team FF, ci hanno un po' raccontato la loro storia della nascita di questo nuovo team. Ragazzi, un in bocca al lupo e mi raccomando continuate così, perché l'idea. Grandi novità in casa Friul Motor, che comincia al meglio il 2021. La casa di Manzano infatti torna nel campionato italiano rally assoluto con un programma ufficiale. Con il sostegno di Hyundai Motorsport Custom Racing rappresenterà il Hyundai Rally Team Italia e supporterà il detentore del titolo, vale a dire il lombardo Andrea Crugnola, che navigato da Pietro Ometo correrà su una Hyundai i20 R5, gestita appunto dal team Friul Motor per HRT. Il debutto è previsto al Rally del Ciocco, prima tappa della serie, in programma dall'11 al 13 marzo. L'impegno si svilupperà poi su tutti e 7 i round della rassegna. Al Rally del Ciocco, oltre che Andrea Grugnola, il team di Manzano sarà presente per fornire assistenza in gara a Thierry Neuville, pilota belga per 5 volte vicecampione del mondo, portacolori ufficiale di Hyundai Motorsport, che prenderà parte alla prima prova del campionato italiano di specialità su una Hyundai i20 R5 della casa coreana. Per la casa di Manzano si tratta di un importante attestato di stima dato da Hyundai Motorsport, con cui collabora dal 2017.
C'è l'attesa per l'Italian Bahia Internazionale che a dispetto del Covid andrà in scena sabato 20 marzo recuperando la mancata edizione dello scorso anno. La gara organizzata dal Fuoristrada Club 4x4 Pordenone sarà la prima tappa del campionato italiano SSV, oltre che al tricolore cross country rally, mettendo in pista i tubolari ultraleggeri che hanno ridato impulso all'attività off-road di AC Sport. Starà ancora Lorenzo Codecà con la sua Suzuki Gran Vitara V6, l'uomo da battere per il campionato italiano cross country rally. Al debutto stagionale all'Italian Bahia Internazionale, il pilota milanese pluricampione italiano avrà al suo fianco il pordenonese Mauro Toffoli. Guest star della gara pordenonese lo spagnolo Carlos Checa, che gli appassionati delle due ruote ricordano come protagonista di sfide nel motomondiale, e la sua vittoria iridata in Superbike nel 2011 in sella ad una Ducati. Tanta carne al fuoco per la gara in programma il 19-20 marzo. Notizie di motociclismo regionale: Mario Volpe, il nuovo presidente del comitato regionale della Federazione Motociclistica Italiana. Questo è il responso dell'assemblea tenutasi online mercoledì 10 marzo. Mario Volpe ha avuto la meglio sul presidente uscente Daniele Bergamasco. I consiglieri eletti risultano Paride del Pup, Michele Peressini, Massimo Candolfi e Alberto Mlacar. Una buonasera da Alessio Molaro, ben ritrovato a Telefriuli. Ciao Marco, ciao a tutti. Allora, un rientro, seppur agrodolce, quello nei rally dopo 4 anni di assenza, un rientro con una vettura importante, una Peugeot 208 Rally 4, perciò nuovissima. Purtroppo non è andata come ti aspettavi, però hai scelto innanzitutto un rally particolare, Rally Valle del Tevere, nel Challenge Race Day su terra, perciò come mai hai voluto ripartire proprio da una gara su terra, Alessio? Sì, allora dopo 4 anni finalmente siamo tornati in macchina a correre e abbiamo deciso di fare la gara al Tevere perché sentivo la mancanza della terra. Dopo anni e anni di autocross... Lo spieghiamo, tu sei partito proprio con i piloti terra autocross, è stata una formazione importante e già da lì hai dimostrato di andare forte. Poi il passaggio successivo, quello naturale, è stato arrivare ai rally che poi tu hai iniziato e continuato anche con dei bei risultati. Questo era un po' il cappello di quella tua seppur breve carriera nell'automobilismo. Hai detto bene, abbiamo iniziato a 15 anni a correre su terra in autocross e abbiamo fatto parecchia scuola, è stata la scuola ed è tuttora la scuola, e quindi dopo anni e anni di asfalto finalmente siamo tornati su terra. Siamo andati a correre al Tevere e è stata una gara un po' così, perché ci siamo fermati proprio alla prima prova, però dai, per quei pochi passi che abbiamo fatto su quella macchina nuova è stato emozionante. Però il sabato vi siete goduti lo shakedown, perciò la possibilità di provare questa vettura nuovissima, un 208 Rally 4 che poi ha circa più di 200 cavalli, un motore turbo, perciò diciamo una delle grandi novità per quanto riguarda il panorama rallistico di questo periodo. Esatto. Sì, sabato abbiamo fatto lo shakedown, abbiamo avuto la possibilità di fare un paio di passaggi e una bellissima prova, lo shakedown. Con anche un salto, quindi ci siamo divertiti, ecco, già sabato. Avevamo avuto modo di provarlo anche prima in un test che abbiamo fatto in pista e dai, siamo stati contenti per quello, dai. Ora tutto rimandato, anche perché una gara sicuramente la dovrai recuperare, perciò immagino ci sia ancora la terra nel tuo prossimo futuro. Sì. Adesso continueremo a fare le altre gare del Race Day, le altre 2 che rimangono. Adesso fine mese dovremo andare giù al Val d'Orcia e poi c'è l'ultima gara, che è anche gara del campionato italiano terra, ad agosto, il Val Tiberina ad Arezzo, e quindi speriamo di ritornare competitivi. Sarete sempre con la stessa vettura, sempre la 208 Rally 4 per le prossime gare? Sì. Qual è il programma? Sì, continueremo a fare un po' di strada con quella macchina nuova e poi vediamo, dai, avremo in previsione di fare altre 2 garette qua nel nostro territorio con un'altra vettura, però dai, speriamo di farcela. Senti, il navigatore sarà sempre quello al tuo fianco?
Navigatore, sì, navigatore resta David David Barrichello, Barrichello, che comunque è un uomo di esperienza sul sedile di uomo di destra. esperienza. Non solo su quello di destra, anche su Infatti, quello perché è di anche un pilota, sinistra lo ricordiamo, sia è un pilota che pilota. navigatore di esperienza. Esatto, esatto. No, David, fin dall'inizio abbiamo trovato un bel feeling, e questa è una cosa molto importante da avere in macchina. E quindi io e David siamo amici anche al di fuori della nostra passione, che sono i motori, e questo aiuta sicuramente ed è molto importante. Nel futuro, ovvero stagione 2021, non mancheranno per voi anche delle gare sul territorio regionale. Quali saranno? Sì, allora quest'anno abbiamo in previsione di fare probabilmente il Carnia, una gara che non ho mai partecipato, ci tengo molto molto a farla perché è veramente una gara molto bella, e poi l'Alpi. Dobbiamo recuperare un Alpi amaro orientale. ritiro del 2016 e quindi Facciamo un vecchio conto in sospeso, 2016, un qual è stata una vecchio, delle sì. ultime gare questa dell'Alpi orientale Sì, 2016? è stato la penultima gara che abbiamo fatto con la vecchia 208 R2B, e quindi c'è un conto in sospeso. Hai parlato un attimo fa 208 R2B, l'aspirata, hai provato la 208 Rally 4, un motore un pochino più potenziato, turbo, cambia completamente tra vettura e vettura, però un pensiero, le differenze, la più grande differenza che hai trovato in questo cambio di vettura? Beh, allora diciamo che la più grande differenza tra queste due macchine qua è il motore. Quello su quella nuova, la Rally 4, ha un motore turbo rispetto a quella vecchia che è un motore aspirato. E la differenza quindi, soprattutto su terra, lo sfruttare il motore sulla coppia ce l'ha tutta sotto. È molto bello, ecco. Devo essere sincero, è stata la prima esperienza con un motore turbo e su terra lo sfrutti molto di più. Senti, un'altra vettura, se dovessi così avere la possibilità di provare, magari alzando ancora l'asticella, dove cadrebbe la tua scelta? Magari per quella che è la gara di casa, l'Alpi Orientali o Rally Valli della Carnia? Guarda, ci sono il sogno del cassetto è fare una gara con il Super 1006, con il Clio Super 1006, che ho avuto modo di trovarlo sempre da PR2 facendo un test l'anno scorso, e sicuramente quella potrebbe essere un'altra macchina che ci piaceva molto, si rideva e si scherzava l'altro giorno con David, potrebbe essere un altro passo dell'R5, però vedremo, dai. Diciamo, questo è un Vedremo. passo importante, perché È un se passo forse importante, la Super 1006 è già una vettura, magari immagino sia la Clio, una vettura ormai datata, però una vera macchina da corsa. Ricordiamo che in un periodo, inizi anni 2000, era la regina dei rally perché era la vettura nel Esatto, massimo livello di campionato, così lo è esatto. stato anche la Punto, che tra l'altro ha vinto il campionato italiano sempre Super 1006. R5 parliamo di una vettura ormai nuovissima, il massimo con cui si può correre nel campionato italiano, però anche lì bisogna prendere le misure, è vero, anche se ormai te certamente esperienza non sei prima alle prime battute di sicuro, ecco. Sì, quello sicuro. Diciamo che l'R5 è un passo veramente più grande del Super 1006, e diciamo che probabilmente sono macchine nuove ed è forse un po' più facile adattarsi rispetto alle vecchie macchine, e sicuramente per andare forte, star davanti, bisogna fare parecchi chilometri, però dai, vedremo. Staremo a vedere. Però è chiaro, hai parlato un attimo fa di vetture importanti, ma un consiglio che tu ti sentiresti di dare a un ragazzo che ci sente: tu sei partito dall'autocross, lo hai fatto in punta di piedi perché lì non si spende molto, poi hai dimostrato di andare forte e i passi successivi sono quasi venuti naturalmente. Perciò uno che ha la passione di iniziare, l'autocross comunque, ne abbiamo parlato anche un attimo fa, resta come dire, un passaggio che a mio avviso, non so per te, sia fondamentale in certe situazioni, anche quella di poter sfruttare appunto l'economicità di questo sport. Sì, beh, allora
L'autocross, ma proprio non tanto sì l'autocross, ma è proprio la guida su terra, che il fatto di guidare su terra su pista lo permettono, anche se non si ha la patente, diciamo che è la miglior scuola. Oltre a questo si può unire il Formula Driver in pista, su asfalto, e quindi ci sono delle formule anche soprattutto qua nel Triveneto che con un budget molto ridotto può permettere a qualsiasi ragazzo di poter iniziare a fare la sorta di gavetta, tra virgolette. E sono rose, chiaramente fioriranno. Grazie Alessio Esatto. per questa tua presenza, Grazie a te, una Marco. buona stagione ovviamente questa che è appena Grazie. partita, una buona fortuna a te e David Barrichello, il tuo navigatore, ci sentiamo casomai in occasione di altri risultati. Ciao, buonasera Alessio. Grazie mille, ciao Marco, ciao a tutti. Questa trasmissione è stata offerta da HTC Car Audio.